Tanto spazio sui giornali e le televisioni, perché quando canti fuori dal coro lo spazio te lo danno tutti. Io ricordo che l'avevo indossata ieri, interessato di Desdare, quindi facciamole pagare a tutti e paghiamone un po' meno tutti, con una clausola. Gli abbiamo messo bandiere, se sei qui, bandiera o no, le tasse le paghi e le porti a casa. Quello che abbiamo chiesto è una cosa, non si evade, è come se loro pagassero il 5%, e allora benissimo, ma il contrario sui conti, per poi dopo partire con la crescita del paese. E non ci sono santi, non basta non avete ancora capito, dopo 150 anni, che così non ce la fate a farla l'unità del paese. Fino ad oggi hanno sempre cercato di colonizzarci, cioè noi dovevamo diventare come il regno delle due Sicilie, diversa. E io mi auguro che tutti questi cantoni realizzino veramente la Padania. Ho sentito cose belle sulle coste, noi stiamo prendendo solo le cose negative, ma l'impegno che stiamo mettendo, che abbiamo messo, ha portato buoni risultati e vi assicuro che continuerà. Risultati importanti, che vanno in giro con le spranghe di 3 metri per picchiare, per far male. Voglio davvero ringraziare Polizia e Carabinieri che ieri hanno dato una lezione di democrazia a questi delinquenti. Di lui, anche di notte lavora, dovresti lavorare un po' meno magari. Ai comuni e alle famiglie, non ne possiamo più di leggere sui giornali, di sentir parlare solo di tangenti. Dare un saluto al grande segretario del Veneto, Giampaolo Gobbo! Grazie Venezia, grazie Padani, grazie Lega, grazie Umberto Bossi! Con grande soddisfazione la nostra meravigliosa Venezia, sede della Serenissima Repubblica che per 1000 anni ha battuto moneta e ha portato la nostra cultura, la nostra storia, la nostra forza e il nostro orgoglio nel resto del mondo, ma soprattutto ha dato il via a questa nostra fortissima Padania. E non sarà certamente chi oggi vuole distruggere a tutti i costi questa nostra identità che esiste, che c'è, che è una moderna super regione economica, e ancora e soprattutto Umberto Bossi! E dico, se fossero invece ad esempio nella bandiera dello Stato italiano, ma se ieri a quei cortei di quei signori, coloro che bastonano, non siamo coloro che vogliono ottenere il proprio obiettivo attraverso la violenza o attraverso il condizionamento. Mi chiedevo chi è quel genio che ha trovato la soluzione, secessione, come si fa a stare in un paese? Come si fa a stare in un paese che sta addirittura perdendo anche la democrazia, giorno per giorno? Se qualcuno pensa che il fascismo è finito, mi sembra che è ritornato con altri nomi, con altre facce, però addirittura hanno aggredito i corridori del Giro di Padania. Per dirvi com'è finito il sistema italiano, non è più neppure in grado di essere democratico. Popoli alla fine.
quindi bisognerà trovare la via democratica per forse la via. Io sono per la via democratica, io sono per usare la via democratica. La Lega ha sempre usato sistemi democratici, però è evidente che la gente oggi ne ha piene le scatole, non può più come un tempo mandare a Roma un sacco di soldi. Dire a proposito che in primavera ci sarà la prossima manifestazione, una grande manifestazione come quella che abbiamo fatto sul Po. Questa volta però non sarà sul Po, no, non lo dico ufficialmente, pubblicamente, per non dargli la soddisfazione ai giornalisti che così sanno prima, sapranno dopo dei nostri militanti quale sarà una grande manifestazione, tanto per dirne una. Se non c'eravamo noi, mi sa che questa volta l'Europa, i poteri eravamo da soli, controllavamo i poteri forti, l'Europa, tutti i partiti italiani. Un popolo non può vivere schiavo del centralismo politico, non può vivere. I popoli hanno diritto alla loro libertà. Sono persone disposte a combattere per la libertà della Padania. Ma dei giorni non è la democrazia, perché democrazia parliamo. Alla fine, non appena passerà il dolore, tra pochi giorni sarà guarito. Grazie. Pensando che stavano morendo, dando la vita per un paese democratico. Addirittura il famoso paese democratico voleva impedire che si facesse sentire la Padania, dicendo la Padania non esiste, e tutte quelle balle che raccontano gli avversari, i nemici del nord, i nemici della nostra gente, che però vogliono i nostri soldi, no bello. La Padania esiste e oltretutto che paga per tutti, si paga il suo giro, si fa il suo giro. Padania libera! Indipendente! La Roma è la Druna! Padania libera! Sempre! Padania libera! Libera!